Salai o Salaino, Gian Giacomo Caprotti, 1480 circa 1524, ladro, bugiardo, ostinato e ghiotto, come lo definì il maestro, vale a dire Leonardo da Vinci, comparve nella bottega di Leonardo all'età di 10 anni. Per lui Leonardo nutriva un debole, per cui gli perdonava qualsiasi birichinata. Vasari scrisse: prese in Milano Salai milanese per suo creato. Salai, il quale era vaghissimo di grazia e di bellezza, avendo begli capelli ricci e inanellati, dei quali Leonardo si dilettò molto, e a lui insegnò molte cose dell'arte. E certi lavori, che in Milano si dicono essere di Salai, furono ritocchi da Leonardo. Purtroppo Vasari non menzionò neppure un'opera di Salaino, il quale era diventato allievo, modello e servitore di Leonardo. In una serie di lavori del maestro si può però scorgere il ritratto del suo beniamino. Salaino andò con Leonardo in Francia, dove, dopo la morte del maestro, ereditò una serie di sue opere. Ancor più di Melzi, Salaino rimane, sul piano artistico, un enigma. Leonardeschi, Catalogo Schira, Musei Civici di Pavia, saggio di Tatiana Custodieva.